che mi faccio la doppia H. Enigma, sono contento di rivederti, lo sai, bentornato a doppia H. Subito prima di andare in onda dicevamo, a noi ci piace chiacchierare ed è un problema perché poi finisce che ci anticipiamo tutta l'intervista per i cazzi nostri. Esatto. Allora partiamo da quello che ti stavo dicendo proprio adesso fuori onda. Mi è capitato recentemente di beccare Shade in tutt'altro contesto. La presentazione di Bene va non benissimo e alla fine si finisce a chiacchierare di rap, perché poi quando sei in un contesto cinematografico gli altri giornalisti magari hanno meno dimestichezza con la persona oltre che col personaggio, e Shade mi fa: guarda che il disco di Enigma manata, cioè preparati. E ti stavo dicendo, forse ha creato un po' l'effetto sorpresa trovarlo nel disco. Siamo già andati diretti su Buriana, come se... Allora, esatto. Benvenuto Enigma doppia H, complimenti per il tuo nuovo disco, una manata, lo sappiamo, noi ci si vede circa una volta all'anno da una vita, e verremo a parlare anche di questo, ma dicevo, partiamo da un po' di sorprese che contiene questo disco, tra cui Shade. Com'è nata una collaborazione del genere che effettivamente un po' stupisce? Ma... infatti io volevo appunto stupire anche in questo senso, nella maniera in cui secondo me è anche troppo semplice collaborare con degli artisti per forza molto simili a te. Sì. Ormai il rap comunque italiano contiene tanti piccoli filoni, se vogliamo, no? C'è chi lo fa magari in maniera anche un po' più mainstream piuttosto che appunto in maniera più underground, ed è bello secondo me unire poi tutti questi mondi che piuttosto che farsi la guerra dovrebbero collaborare insieme per creare poi dei brani ancora più unici, ecco. Ma anche perché forse cioè, ci sono dei lati, cioè voi a livello artistico avete tantissime facce e Shade è uno di quelli che mi viene in mente che la gente non ha idea di quanto in realtà abbia un legame forte con l'hip hop, cioè, e quanto lo ami, cioè in realtà, no? Perché ma infatti, ma questo vale anche per i Miskill, a mio modo di vedere, cioè ci sono ma credo anche dei fan proprio di Emis che non sanno, perché magari lo conoscono per degli episodi un po' più pop, diciamo, della sua carriera, ma non sanno quanto lui effettivamente è stato uno che ha cambiato le regole sotto tanti aspetti e ha imposto un certo tipo di standard. Questo parlando appunto di Emis, ma anche per quanto riguarda Vito, Vito, quanto riguarda Shade, voglio dire, io quando ho sentito determinate strumentali che stavano uscendo fuori del disco, mi immaginavo subito determinati artisti, per quanto poi magari il loro storico non per forza prevedesse magari certe atmosfere, però quando appunto ho sentito la strumentale di Pensieri Nomadi ho detto: qua secondo me Shade col suo piglio che riesce sempre a trasmettere dei concetti con delle punchline che io ritengo molto acute, e tra parentesi le mette anche certe punchline anche nel brano, per esempio quello recente di Sanremo con Federica Carta, però ci sono quelle piccole chicche che comunque ti fanno pensare, per quanto poi magari il brano sia ovviamente un po' più aperto, no? Dal punto di vista di chi vuole raggiungere, però voglio dire, lui ha questa capacità secondo me molto peculiare di arrivare con queste punchline che io chiamo punchline concettuali, diciamo, quindi sono contento veramente di essere riuscito a raggruppare all'interno di un disco che reputo anche molto personale, proprio anche dal punto di vista musicale, proprio delle sonorità, e di essere riuscito a racchiudere così tante personalità diverse tra di loro. Infatti questo è abbastanza peculiare, perché poi un'altra delle robe che ti dicevo è che ho trovato questo disco, a me è piaciuto tantissimo e sono onesto, cioè in questo, e mi è piaciuto a livello anche testuale. Ti dicevo che ti ho ritrovato in alcune cose, no? E ti ho fatto l'esempio, cioè a me una delle canzoni preferite di Enigma è Cometa, e stiamo parlando davvero di quando ci si vedeva io e te in un sottoscala, capito, in Verona 9 anni fa. E ti dicevo, non so perché, ma c'è qualcosa in questo disco e tu, effettivamente c'è qualcosa, no? C'è un ritorno di quel Enigma in questo disco. Sì, te l'ho confermato perché effettivamente in quel periodo lì, agli inizi, io comunque facevo un po' di strumentali e avevo accanto a me un altro amico di sempre che in quel periodo faceva molti beat, e che quindi mi aiutava nella maniera in cui in questo momento da un po' di anni a questa parte mi aiuta Kaizen. Sì. E quindi è molto simile
l'approccio. Esatto, Sì. quel tipo di momento, diciamo che in effetti, per quanto, come abbiamo anche avuto modo di parlare altre volte, dal 2016 e quindi da quando mi sono ritrovato solo totalmente, comunque ho avuto modo di ritrovare anche dei lati che gioco forza un po' avevo, non dico perso, ma magari tralasciato. Sì, e quindi accantonato questo, un attimo, esatto, diciamo che in effetti Buriana arriva come il compimento di questo ritrovarsi, ecco. Sì. Perché nel corso di questi 3 anni mi sono ritrovato sempre di più fino ad arrivare a un disco dove ho fatto anche le strumentali. Bravo, e c'è questa cosa, l'idea del compimento un po' c'è, del fatto che tu abbia ritrovato davvero un sentiero ben determinato dopo un paio di dischi, secondo me, buoni, però questo disco qua davvero ha qualcosa di diverso anche in questo. Il fatto di esserti rimesso in gioco anche a livello sonoro, no? Ha previsto che tu, non lo so, riprendessi in mano certe cose anche a livello di sonorità, anche come ascolti, che ti lasciassi, non so, ispirare o ti distaccassi da un certo tipo di cose per avvicinarti ad altro? Ma guarda, a livello di ascolti, in realtà è una cosa che dico sempre anche ai miei amici, questo è il bello un po' di Spotify, il fatto di riuscire a conoscere delle cose che non conoscevi prima tramite determinate magari playlist che ti fanno conoscere anche dei classici che magari non conoscevi, Sì. quindi ho ascoltato tanto soul, tanto rock anni 70-80, i miei ascolti, un po' come è sempre stato, in effetti non sono quelli del rap classico, Sì, ecco. Io sì. quella formazione lì dico sempre che infatti io non posso considerarmi un portatore del messaggio hip hop, perché io in effetti cerco sempre di conoscere anche sotto quell'aspetto di più, però sono uno che utilizza, per quello che ho sempre detto anche in passato, mi ritengo quasi più scrittore e meno rapper, Sì. perché mi ritengo uno che utilizza il rap come modalità, però non posso dichiararmi un conoscitore e quindi un portatore del messaggio dell'hip hop in qualche modo. Poi magari qualcuno dice sì, però in realtà lo fai, e quindi però mi ritengo, diciamo, una cosa un po' più a sé, se vogliamo. Assolutamente, poi bisogna anche vedere, no, adesso il rap in Italia è cambiatissimo, comprende molte più cose che prima escludeva, e il messaggio dell'hip hop bisogna andare un po' a cercare a volte, no? Già. Se tu già riesci a definirti non portatore di questo, secondo me tanti altri... No, ma lo dico con schiettezza, certo. e non per fare, diciamo, per No, forza certo. l'umile della situazione, Ci ma è quello mancherebbe. che ritengo, perché poi quando mi sono confrontato in passato con personaggi e con colleghi che veramente magari hanno un certo tipo di knowledge, e allora è ovvio che ti senti piccolo, non so come dire, però dipende poi con chi hai a che fare. Io ho infatti, sempre un certo tipo di rapporto con determinati personaggi e magari non con altri, ecco, quindi. Però insomma è anche positivo avere a che fare con persone nei confronti delle quali ci si sente piccoli, perché si cresce guardando le persone nei confronti delle quali ci si sente piccoli. Certo. Dopodiché dicevo anche che questo disco, e lo dicevi anche tu adesso, è molto personale. Sei tornato a riscoprire un po' te stesso, un disco... Vabbè, tu mi anticipavi anche prima in merito a qualche feedback, mi dicevi che eri a cena con Jack the Smoker, che, Sì. insomma, che gliel'hai fatto sentire, che anche lui ha detto, certo che sta roba qua la consideri leggerina, cioè non so che idea di leggerino hai. Esatto, ma sì, perché diciamo che poi con Jack è stato bello comunque mantenere il rapporto nonostante tutto, perché ovviamente prima di tutto vengono le persone. Certo. E quindi fa piacere, lui è uno di quelli che ha un certo tipo di conoscenza, e quindi fa sempre piacere avere un parere di quel tipo, e sì, in realtà io ho scavato molto quando sei così produttivo, non è che mi sforzo di farlo, però comunque è una cosa che ho ricercato nel corso di questi anni, l'alta produttività. È chiaro che comunque per tirare fuori determinati concetti vai a scavare veramente dentro di te, e poi possono uscire anche degli episodi molto intimi. Che può sembrare paradossale, perché uno dice esci con un numero di dischi abbastanza alto in così poco tempo, dall'ultimo mi aspetto qualcosa di un po' buttato lì, e invece è il contrario, perché arrivi in profondità, cioè si arriva davvero in profondità Sì. con Buriana. Ci metto anche, però ti ripeto, anche un aspetto che secondo me sono riuscito a affinare nel corso di questi anni, e cioè l'aspetto proprio della scrittura, che
sono andato un po' a renderla, secondo il mio punto di vista, un po' più essenziale rispetto a, sto parlando proprio dei miei anni 2013-2014, nel corso di questi 3 anni magari riesco, a mio modo di vedere, a essere un po', ad arrivare un po' di più, la cosiddetta delivery. La delivery. Ad arrivare un po' di più alle orecchie, cioè far passare meglio il messaggio con meno fronzoli. Poi ovviamente c'è sempre una cifra stilistica che è quella, però comunque ritengo di arrivare un po' di più di sfondare il cervello delle persone, ecco, di arrivare anche a più persone. In maniera più diretta, sì, esatto, sì, un anche. po' più diretto. Ecco, il disco è fuori da un pochino e quindi, detto questo, mi viene da chiederti quali sono stati i feedback di chi ti ha sempre seguito e di quelli che magari hanno iniziato un po' più tardi a seguirti musicalmente, perché ovviamente adesso noi ci vantiamo sempre di conoscerci da 9 anni, il che vuol dire che sono 9 anni che sei più di 9 anni che sei sulla scena, e le cose sono cambiate tantissimo intorno, È vero. e immagino anche proprio intorno a te come Enigma. Che feedback hai avuto da chi ti segue e ti ha seguito storicamente e invece da quelli che magari hanno iniziato un po' più tardi? Ma guarda, i feedback dal punto di vista qualitativo sono veramente buoni. Ho visto che la maggior parte anche dei fan più accaniti, diciamo, ha comunque notato che Buriana rispetto ai precedenti è qualcosa di più diverso. Sì. Nel senso che se, per farti un esempio, Shardana poteva avere molti punti in comune con Indaco con Foga, eccetera, forse Buriana rispetto al precedente, quindi a Shardana, si discosta più di sempre, se si può dire. Sì. Quindi diciamo che questa è stata la prima caratteristica. In pochissimi hanno, tra virgolette, storto il naso, perché in effetti quando tu curi al 100%, l'ho fatto ovviamente con Kaizen, ma quando curi al 100% la parte anche musicale, o ti piace davvero, e abbiamo creato secondo me qualcosa di molto identitario e unico, quindi o ti piace veramente oppure veramente rimani spiazzato in maniera negativa. Sì. Qualcuno l'ho trovato, ho letto anche qualche commento che diceva sai, però preferivo Shardana. In realtà io non credo sei più quello di Mephisto, esatto, cose lì, no, no? è sempre così. Infatti sì, poi sì. adesso ho preso l'abitudine di rispondere ai commenti. Sei uno di quelli che le cose. risponde, quindi. Sì, ora sì, sì. prima non lo facevo, adesso rispondo ovviamente in maniera educata, insomma, certo. a chi porta educazione, perché ci sono quelli che fanno delle critiche costruttive con educazione, poi ci sono i maleducati, e lì allora divento anch'io leggermente più maleducato e antipatico, però tendenzialmente... E lì anche qui vieni posseduta da Gue Pechegno e non a quei livelli, però mi fa tanto ridere. Sì, abbastanza. Quindi alla fine ci sta. Parecchio. Vabbè, senti, tante cose sono cambiate, il disco porta un enigma, non vorrei dire nuovo, però nuovo per alcuni aspetti e che si riscopre per altri. Sì. Dicevo, tante cose sono cambiate, cos'è che non cambia mai? Vorrei andare sul sicuro, passione per il calcio, sopravvive, immutata. pratichi ancora? Sì, Come assolutamente. va? Perché l'anno scorso ho chiesto un po' di aggiornamenti, sono sempre un po' curioso. Come va? Perché io... chi se ne frega, cioè mi è capitato di fare un torneo recentemente, non giocavo da anni, ho perso un polmone. No, io mi mantengo sempre Bravo. molto in forma tra palestra e calcio. La mia settimana a livello atletico è parecchio impegnata, e questo poi ti serve anche in live in realtà. Quindi, è vero, è una cosa molto, che si riflette utile sul live, certo, per cui perché ci vuole, io quando faccio un'ora di live veramente dico che equivale praticamente a una partita, perché poi c'è anche il discorso che sforzi molto con la voce, quindi se magari ovviamente corri meno, però se da una parte all'altra del palco intanto sforzi a livello vocale, quindi il dispendio è veramente tanto, è alto. Quindi questo mi aiuta, poi mi aiuta la mente, perché sgombri, sfoghi, questo ti dona serenità, lucidità a tutto tondo, ed è una cosa che mi serve. Poi adesso vabbè, per scaramanzia non dovevo dire nulla, però lo dico lo stesso, poi magari succede o non succede, vediamo. Comunque t'hai comprato la Juve. No, ho avuto la possibilità di fare la prova per una telecronaca. Madonna, veramente? Sì, una roba grande. per la Serie C. Quindi niente di che, però ci stiamo avvicinando a essere colleghi. Io non sono riuscito a muovermi verso il rap, però in qualche modo. Però è una cosa che io in realtà
insomma, quando sono venuto a Milano studiavo per, nella mia testa, poi diventare un giornalista sportivo, e perché mi piaceva molto l'ipotesi di poter fare una telecronaca, che poi c'entra molto anche col discorso vocale, dei tempi, l'oratoria, il flow, ci vuole un certo tipo di flow, devi anche lì arrivare a chi ascolta, è tutto, sembra così, ma è molto molto concatenata la questione. Ho fatto questa prova, adesso vediamo se c'è la possibilità di fare una telecronaca vera e propria in diretta, sarebbe bellissimo, francamente, per me. Ma poi è un bel mondo, guarda, ti dico, lo sport, no, ha una narrazione tutta sua ed è un mondo molto affascinante, con storie molto affascinanti, ed esserne la voce narrante è bello. Io l'ho fatto, poi sei passione. Vero. Io l'ho fatto con l'hockey e lì era un casino. Perché in un minuto, cioè se non vedi il disco. Sì, il disco è piccolo. Poi le azioni sono molto veloci, tu stai per descrivere, ed era in radio, quindi non è che la gente vede, no? Stai per descrivere un gol della tua squadra, lo prendi, certo, e devi stare a spiegare, è un casino, sì, però bellissimo. Sì. No, devo dire che è bello, e poi accompagni la passione della gente, perché lo sport è qualcosa che chi segue lo fa guidato da una passione, quindi certo, ti auguro veramente, no, lo spero, ti dico con tutto il cuore, veramente. E a livello invece, al di là dello sport, a livello narrativo, quindi che ne so, serie TV, libri, musica, cosa ti ha accompagnato nel periodo di scrittura di Buriana, nel periodo della nascita di Buriana? Ma ti dico, non ho letto tanto, la verità. Ultimamente ho comprato dei libri che volevo, insomma, in realtà dei libri, delle biografie sportive, o comunque delle cose sportive che volevo comprare. Ho letto in realtà un po' di libri, ho iniziato un libro di Jodorowsky, psicologia, adesso mi sfugge, comunque riguardava la psicologia, e ho letto qualcosa, insomma, di queste cose un po' esoteriche che piacciono a me. Esatto, bravo. Delle cose così. Andate anche a recuperare qualcosina di quello, perché c'è una... No, soprattutto in Indaco c'è tantissimo questa cosa. Sì, ma poi lo faccio proprio per... so che sembra un po' un termine un po' esagerato, così, un po' misterico e forzato, ma in realtà lo faccio proprio per cibare la mia anima di cose del genere. Posso dire una cosa, potrà sembrare anche misterico e forzato, direi più misterico che forzato, però sono argomenti di una certa profondità, quelli riguardanti alcuni campi, che escono pochissimo nell'ambiente del rap, almeno in Italia. Ed è particolare perché in realtà il rap dà la possibilità di parlare, secondo me, di tutto in maniera non mediata. Per cui, minchia, ben venga, mi viene da dire, in qualche modo, no? Cioè, qualcuno che nutra anche questa parte, perché se altre sono molto ben nutrite, anche a livello sociale, secondo me ci sono testi importanti, anche molto diretti, però forse questa cosa qua un po' manca ancora. Perché comunque, come dire, sono anche campi veramente, appunto, essendo poco esplorati, risultano, come dire, poco comprensibili, in qualche modo, e quindi questo sicuramente non aiuta. Io, diciamo, lo faccio per me stesso prima di tutto, infatti poi non è che magari affronto questi discorsi anche con gli amici, non è che mi confronto più di tanto su queste cose, le tengo molto per me, se vogliamo, queste cose qua. Ripeto, lo faccio veramente proprio per me stesso. Però poi ovviamente certe cose si vanno a riflettere sulla scrittura, e quindi metti un po' di nozioncine qua e là, e di atmosfere che, se vengono recepite bene, se no comunque anche quelle rimangono per me, e vaffanculo. E vaffanculo. Non succede niente. Però anche a livello di serie TV, per concludere, in realtà sono andato non ho guardato le cose nuove, a parte Suburra, che non avevo ancora visto, ho visto la 1 e la 2 subito così. Però non ho visto delle cose nuove, ma in realtà ho visto, che non avevo mai finito, Breaking Bad, l'ho visto all'inizio e alla fine, non avevo mai, infatti poi ho citato anche appunto Walter White, e infatti ho citato anche Walter Bishop perché ho ripreso in mano, che anche quello non avevo finito, Fringe, l'ho finito del tutto. E adesso per testimoniare che è vero, spoiler il finale. Scherzo. Però quindi preso, finito, l'avevi lasciato, capita di lasciare di mollare lì delle serie. Tra l'altro a me è capitato con Breaking Bad. Anch'io l'ho iniziato, poi Breaking Bad è una di quelle serie che secondo me, se la vedi in un momento in cui hai cazzi tuoi o ti tocca in una, è meglio che la lasci lì, perché è devastante, no? Ci sono delle serie così. Certo.
che poi avendo proprio la questione di essere seriali, quindi di tenerti agganciato per un tempo prolungato, è un casino. E ci metto anche che le vecchie serie, Sì. chiamiamole vecchie perché ormai in effetti sono quasi passati 10 anni, soprattutto per forse la Per prima prima stagione di serie, Fringe, sì, anche Breaking Bad, erano diverse da ora, nel senso che duravano, cioè una stagione durava 20 puntate, Sì. duravano ogni puntata 50 minuti. Sì. Adesso se le vedi, vabbè, io ho iniziato anche che non avevo mai iniziato, ho iniziato Peaky Blinders. Sì, Lì comunque sì. sì, è un'oretta, però comunque sono 8 puntate a stagione. Per cui Comunque le nuove, sì. lo stesso, altre nuove serie sono Le digerisci, sì, è più veloci. Sono anche. più veloci. Però questo fa tutta la differenza nel mondo se E ci come? pensi, perché riniziare, adesso per esempio una voglia matta, lo voglio far vedere anche alla mia ragazza, Lost. Madonna, Però un mattone di un certo tipo, un Lost, mattone cioè, certo devi... tipo. Sai che è uno di quelli che ho lasciato lì. Io non l'avevo visto però. quando è uscito. Mia moglie mi ha Vedi? detto dobbiamo vedere Lost insieme. Però ci vuole, tosta, sì. veramente come hai detto tu, Sì. anche il periodo giusto, Ci cioè vuole non il è periodo che... giusto. Sì. Se no è duretta. È voglio duretta, dire. ci vuole il periodo giusto, ci vuole anche del tempo, perché insomma No, è comunque vero, ci vuole sono del tempo. tante, sì. Guarda, niente, Lost mi hai toccato, devo andare a recuperare, voglio rimettermi su Lost anch'io. Ci troveremo qua tra un anno a parlare di Lost come se l'avessimo visto la prima volta. No, perché tra l'altro io non avevo Netflix e adesso da pochissimo, da un mese e mezzo ce l'ho, e quindi anche lì si è aperto un mondo. Sono arrivato un po' in ritardo su questa Ti su capisco questa perché cosa, ce l'ho no? da gennaio e ti dirò di più, Lost mia moglie me c'è l'ha lì. recuperato in DVD perché è un po' prima che facessimo Netflix, Certo. adesso con Netflix chiaramente Sei a posto. siamo a posto. Va bene, senti, torniamo alla musica, come al solito facciamo un po' di passi fuori dal rap, ma del resto so che i tuoi ascolti sono varissimi, e poi c'è l'effetto Spotify, no? Che è un digging immediato su un sacco di roba. Partiamo dall'hip hop invece. C'è qualcosa di uscito nell'ultimo anno che poi sappiamo che un anno... noi sembra che non ci vediamo da ieri, ma un anno nel rap italiano ormai contiene una decade di 10 anni fa, nel senso che prima le uscite erano molto lente, Certo. oggi le cose sono diverse, succedono anche cose. Certo. Cos'è che ti ha convinto quest'anno tra la roba uscita in Italia e magari anche fuori? Ma guarda, no, prima controllavo anche la playlist, io ho una Sì. playlist su Spotify dove appena sento una canzone da Che- ovunque sì. prendo e la La butto lì inserisci, dentro. sì. Infatti ci sono 300 brani, perché ho iniziato questa pratica da poco, ma ci ho messo dei brani che conosco da tanto tempo, Sì. li ho messi lì e poi anche se sento qualcosa, boom, la metto. In effetti non credo che sia uscito nell'ultimo anno, anzi forse da 2 o 3 anni, Sì. non mi ricordo, però Nasir di Nas, Ah sì, 2 anni fa forse, no? sì. No, un anno e mezzo, sì, Un 2 anno anni e fa. mezzo, no, Sì, siamo lì. siamo lì. Però c'era Everything, la canzone, Sì. cioè, ecco, questo, cioè, quel modo lì, a parte che poi la strofa inizia tardissimo, quindi mi ha anche stupito il fatto della canzone così lunga, quindi anche un po' controcorrente Sì. sotto determinati, Sì. sotto un determinato tipo di fruizione che c'è ultimamente. Però ha continuato a stuzzicarmi anche il discorso di fare un certo tipo di melodia. Io ho continuato a esporre anche questa mia volontà anche in questo disco, dove ci sono degli episodi melodici, soprattutto nei ritornelli, che io coltivo da tanto tempo, Sì. perché credo di aver già abituato i miei fan a sentire certi ritornelli Sì. già da tanto Da tempo, tanto. cantati in una certa maniera. Però anche lì ho cercato di lavorare sul timbro, eccetera. Per esempio un pezzo come Everything è bello sotto quell'aspetto lì, perché all'inizio c'è Kenny, poi parte Nas bomba. con quelle liriche, con quell'attitudine lì, la strumentale che anche ha un certo tipo di essenzialità. Però anche Kenny trova parecchio suo, secondo me, in quel campo lì. Nel pezzo è pazzesco anche, Sì, anche sì, lui, certo. secondo me. Per cui, sì, cazzo, tanta roba. E invece fuori dall'hip hop, cos'è che ti è piaciuto, che ti stai ascoltando, che ti sei ascoltato nel periodo anche di Buriana? Ma ti dico, guarda, fammi scorrere giusto Sì, per sì, avere vai. c'è una cosa che mi piace molto, che abbiamo fatto il discorso, sta partendo una canzone, anche rispetto a quello che abbiamo campionato, quello che è partita è una colonna sonora, perché comunque c'è sempre quel tipo di ricerca lì. Sì. Mi è piaciuto mi sto ascoltando molte versioni acustiche di determinati brani, infatti da poco, prima dell'uscita, abbiamo fatto uscire la versione acustica della strofa di Paracadute, la canzone sì, con Emi Schilla, e in effetti quel tipo di approccio lì mi piace molto, l'approccio molto acustico. Tra l'altro proprio l'altro ieri, non so, mi ricordo, Mezzo Sangue è uscito con una cosa
del genere, in acustico, sì. tra l'altro l'ho sentito e gli ho detto ma sai che anche a me piacerebbe Sta fare partendo questa... sto trip. Sì, perché è molto interessante, dai molta più importanza, o perlomeno sembra, tu diamo ancora molta Sì. più importanza alle parole, perché essendoci così meno, insomma non c'è la batteria e tutto, magari c'è un giro di chitarra e basta. evidenzi. Sì, a picchiare non è la linea drum, ma Esatto. è la barra. Esatto, Pam, è come pam, se pam. appunto Sì, riesci sì. a scandire Sì. il tempo in Questo quella aiuta, maniera qua. potenzia la delivery questa roba qua. secondo me, Esatto, grande. bravissimo, Anzi. assolutamente sì. E secondo me a volte, cioè, i pezzi, c'è una cosa che secondo me si è un po' persa e si faceva negli anni 90, e qui viene fuori che sono un vecchio, sì, sono un vecchio, che era quello di cominciare la strofa in acustico e la drum iniziava sulla prima battuta più forte, cioè era la delivery il boom bap iniziava sulla prima battuta più forte, pam! Certo. E lì, cioè, Ma era sono una- dinamiche strutturali Sì, che sì, io sì. continuo a tenere presenti, sì. anche se senti nel disco ci sono molte canzoni che iniziano magari soft o comunque col campione, diciamo, lavorato in una certa maniera, che è un po' intubato, diciamo, e poi cioè, sì. quel tipo di struttura è alla fine veramente molto hip hop in realtà. Decisamente hip hop, cazzo. Anche- Vedi che no, in realtà a sì, livello poi lo di tiro hardcore fuori, due- perché ma guarda, sì. l'altro giorno Sì. rivedevo Numero Zero proprio su Netflix. Che bomba. Ci sono comunque, non lo so, quei personaggi lì, è un peccato che non vengano tutt'oggi incensati nella maniera Assolutamente, giusta. c'è un passaggio che a me fa soffrire di quel documentario, soffrire in senso ovviamente figurato, però il fatto che a un certo punto siano stati costretti ad allontanarsi, no? da un certo ambiente, quasi a scusarsene per un tot di tempo, e cacchio, però quella gente lì ha lasciato dei solchi pazzeschi. Sì, ha lasciato, e poi quando li senti parlare non vorresti mai che finissero, insomma, di insegnarti delle cose. Sì. E guardavo anche l'intervista proprio in questi giorni è uscita. Quando senti Danno dire determinate cose, c'è proprio un concetto che mi ha colpito, secondo me veramente interessante, ossia il discorso che lui diceva: quando ancora non c'era la percezione di poter fare successo, la gente appunto se ne fregava di quel tipo di gara lì, Sì. era interessata a essere più brava Era lo dell'altro, stile, sì. lo stile, Sì. le rime, quindi la qualità. Sì. E quindi dicevano, magari anche nei brani, o quando c'erano delle interviste, cosa da dire, io spacco più di te perché faccio le rime migliori delle tue, Sì. perché sono più bravo come artista. E invece adesso dove è focalizzata la gara? Io faccio più views di te, io ho più faccio i follower soldi. di te, Sì. io ho più... E questa secondo me è veramente la differenza sostanziale di questi tempi. E per fortuna comunque è uscita a oggi un'intervista come quella dove vengono passati determinati concetti che magari purtroppo a 8 persone su 10 non gliene Sì. frega un cazzo, però quelle due persone riesci a Riescono a educarle. intuire Sì, la cosa, è comunque una sì, cosa, sì. una cosa positiva. E comunque il suggerimento è Numero Zero, guardatevelo, perché Cazzo sì. perché sì, davvero, Cazzo se sì. vi piace il rap, e anche se avete 13 anni, andate a vedervelo, perché contiene un sacco di roba e smuove dentro, ha tante voci e delle voci pazzesche. Uno come Neffa dovrebbe veramente insegnare a scuola questa roba. Certo, e soprattutto se non ci fossero stati questi personaggi con quel coraggio, perché hanno avuto tanto coraggio in un periodo dove veramente probabilmente venivi visto come un alieno. Se non ci fossero stati quei personaggi io non sarei qui, e tutti questi anche della Sì. nuova scuola a maggior ragione non sarebbero dove sono, non avrebbero anche queste possibilità di lavorare con la musica, perché c'è gente, magari molti di quei personaggi non riescono neanche a camparsi con quella che sono stati i pionieri di un certo tipo di passione, magari in Italia, non riescono neanche a camparci. Invece personaggi come me, come altri che ci campano in una certa maniera, altri che ci campano in una maniera ancora migliore. Bisognerebbe veramente fare tutti un grandissimo inchino e dire grazie. Cioè. Le radici sono importanti, e con Neffa stiamo già facendo un nome gigante, ma sono tanti, cioè i pionieri da Assalti Frontali a Caos, cioè stiamo parlando di gente che ha... Lo stesso Danno ha citato Ice One anche Ice nell'ultima One, intervista, ragazzi, che dice che tuttora è la persona più hip hop che conosce. Quindi... Tra l'altro è un complimento bellissimo per Ice One, immagino che si sia compiaciuto tantissimo di questa cosa, grande Ice.
Vabbè, siamo arrivati in fondo anche a questa intervista, ma immagino che ci si rivedrà molto presto. Spero anche in chiave di telecronista. Magari, crociando tutte le dita, io te lo auguro davvero. Vediamo, dovrebbero darmi il responso in questi giorni se la cosa può andare in porto. Comunque, ho controllato nella playlist, volevo fare un nome, che è quello di Ali Farka Touré, è un bluesman africano. Tra l'altro poi ha avuto a che fare con Rick Huder, per chi non lo sapesse, è anche colui il quale ha dato un po' di spazio maggiore a Buena Vista Social Club. È uno che va a ricercare queste musiche qua, e questo è anche un tipo di ricerca che mi piace. I Buena Vista Social Club ormai sono anche molto più famosi, però Ali Farka Touré è uno di quei bluesman africani che ho scoperto da poco casualmente grazie a Spotify. Però che andrò a campionare sicuramente nelle prossime strumentali che farò, perché comunque quel tipo di blues in acustico così, non lo so, sono quelle cose che mi fanno viaggiare. Ali Farka Touré, quindi noi come al solito chiudiamo con il consiglio di un pezzo. Vogliamo pensare tra i suoi? Sì, no, direi certo. Assolutamente lo mettiamo. Devi metterlo? Sì. Fantastico, allora lo mettiamo e mettiamo Ruby di Ali Farka Touré e Toumani Diabaté, che hanno fatto un disco insieme. È un altro esponente della musica africana, e mettiamo Ruby. Bella lì, allora questo è Ruby di Ali Farka Touré. Enigma, grazie di essere stato WH ancora una volta, ci vediamo presto su sto filo, ma siamo tutti collegati. Ma sì, è tutto un network. Grazie Enigma. Grazie a voi.